facciamo un po' di catch and release, amici, perché questa passione deve essere anche questo: liberare i pesci sotto misura per andarli a cercare più avanti, quando saranno più grandi. Attenzione, quasi 6:30, siamo arrivati nella bellissima baia di Paraggi. Manca ancora poco, cesserà anche la luce. Stasera mi accompagna il mio amico Riccardo, che sta montando. Ho iniziato a mettere giù la prima. Americani, questa sera tante novità da farvi vedere e continuiamo a montare le canne, amici. Un accessorio indispensabile alla nostra servidora, che ci fa da porta tutto vicino alle nostre canne, sempre tutto vicino, amici. Adesso siamo partiti con gli americani, ma abbiamo una scorta di bibi per deviare la minutaglia, che si è già fatta viva. Già qualche occhiatina è venuta a terra, l'abbiamo liberata immediatamente, quindi ben presto inizieremo con i bibi. Dicevo, terminali, ago, esche, straccio, il più necessario vicino, tutto molto vicino al nostro. Eccoli qua, questa sera insieme a me ho portato dietro questi regalini della Mediterranean Surf Casting, pezzi unici che andranno in vendita solamente nei negozi, veramente meravigliosi. Questa sera quindi mini trave basso, terminale treccia 0,22, fluorocarbon, amo dell'8, piombo 125 grammi. Qua abbiamo una serie di pop-up meravigliosi. Ed eccolo qua montato il mio mini trave meraviglioso della Mediterranean Surf, come detto in precedenza, semplicissimo, materiale veramente stupendo, treccia 0,22 e il mio americano pronto a partire. Questa sera tutto Veret, a sinistra Nebula 170, che vediamo tra l'altro in azione. Qualche pesciolino è andato subito a disturbare il nostro americano. E sulla mia destra la bellissima Andromeda 170, anche questa, accompagnati tutte e due da Shimano Ultegra 10.000, canna nuova di pacca stupenda. Prima mezz'oretta andata, tantissimi pesciolini che sono venuti a farci visita, finora tutti liberati. Stiamo un po' studiando la situazione. Americani e bibi, più bibi che americani ormai, perché abbiamo visto che dobbiamo rinforzare un po' il tutto. Situazione meteo, ha piovuto negli scorsi giorni tantissimo, acqua sporca, il mare si è calmato, però l'acqua è rimasta sicuramente sporca. Speriamo che venga a nostro vantaggio, come
quello che penso, ma per il momento pesciolini. Vediamo un po' se il Bibi cambia le carte in regola. Come detto in precedenza, ci troviamo in un'area marina protetta, quindi guardate che spettacolo davanti a me questa sera, veramente bellissimo. È ancora un caldo pazzesco. Ci troviamo in un'area marina protetta, quindi necessitiamo di questa autorizzazione senza la quale andremo incontro a verbali e penale. Qua è un'area marina protetta nazionale, quindi occhio amici, perché i controlli ci sono. Come detto prima, ancora tantissimo caldo, quindi forse è questo che fa ritardare l'arrivo dei pesci un po' più di taglia. Pesciolini di superficie vengono a farci visita questa sera. Iniziamo a fare un po' di catch and release. Mormora. Facciamo un po' di catch and release, amici, perché questa passione deve essere anche questo: liberare i pesci sotto misura per andarli a cercare più avanti, quando saranno più grandi. Superate le 10, anche in questa battuta abbiamo potuto constatare che la mareggiata dell'anno scorso, della quale tra l'altro faremo anche uno speciale per ricordarcela e per farla rivivere appunto a chi non l'ha vissuta in prima persona, ha modificato di gran lunga tutti gli spot che noi ricordavamo in una certa maniera. Sono comunque stati modificati. Anche questa bellissima baia è rimasta integra in gran parte, ma il fondo è cambiato. Troviamo appunto pochissimo fondo rispetto agli anni scorsi. I pesciolini ne sono anche la testimonianza, non hanno paura a farsi vivi di notte, pur sapendo che qua attorno dentici, piccole ricciole non sono poi così rare. Quindi si è modificato il fondo di questo bellissimo spot come di tanti altri, ma la pesca riserva sempre tante sorprese. 7:30 ed è giunto il momento di andare a tutto Bibi. Abbiamo ricontrollato le canne, rinnescato e rilanciato. Continuiamo a battagliare questa sera. Non so se si sentirà dall'audio, ma ci sono ancora i grilli, quindi potete ben capire che temperatura c'è stasera. Destra, sinistra, c'è sempre un sacco di movimento. Serata veramente, ma veramente piacevole. Speriamo che si faccia viva finalmente l'orata, che alla fine è un po' il pesce che andiamo cercando stasera. Entriamo nella seconda ora di pesca, 8:30. Una pace indescrivibile stasera. Pesciolini sempre attivi comunque. Caldo, confermo un caldo insolito per essere fine ottobre, veramente, che probabilmente è anche la motivazione di così tanti pesciolini presenti stasera, che comunque
negli scorsi mesi, incessante azione dei pesciolini. Adesso i bibi riescono a rimanere in pesca e vediamo un po' come va. Questo è un altro mormora, una super occhiata, super occhiatona. Guardate che occhiata. Adesso andiamo a slamarla e ributtiamo anche questa. Momento di calma apparente. I nostri bibi finalmente sembrano lavorare come devono, cioè allontanare la minutaglia intanto. È già qualcosa. Inizia a essere una mormora un po' più consistente questa. La vediamo bene dalla grandezza della mia mano. Sempre col bibi. Lunga distanza questa volta. Attenzione, scattano le 10 e arriva il secondo mormorone a farci visita. Questa volta con l'americano, il nostro Riccardo porta a terra il risultato. Cioè, guardate qua che felpa, questo è stato il nostro primo team a 18 anni, incredibile, ricordi che tornano. Attenzione, potrebbe essere un'altra mormora, e infatti è un'altra mormora, amici. Eccola qua. Chissà se sarà l'ennesima mormora della serata, ancora molto distante. E invece no, è l'oratina che viene a farci visita, finalmente, dopo tanto aspettare. Guardate che bella, finalmente è arrivata, meravigliosa. Anche per stasera è finita la battuta, abbiamo dato tutto il possibile, tantissimi pesciolini, abbiamo combattuto fino alla fine e alla fine è uscito fuori anche un'oratina, tante mormore, tanti pesciolini, ci siamo divertiti con il mio amico Riccardo. Prima andata, diciamo, di questa scaduta, fra 2 giorni pioverà di nuovo, quindi ci sarà una seconda parte questo fine settimana, sempre in scaduta, sempre da qualche parte in Liguria. Buona serata.